Scade il 15 febbraio il bando per il servizio civile universale dedicato ai giovani tra i 18 e i 28 anni e se nelle altre province venete fino ad ora le adesioni scarseggiano, nella Marca c'è un vero e proprio boom di ragazzi che desiderano mettersi a disposizione per un anno della comunità nella quale vivono, merito anche di una campagna di reclutamento che cerca di parlare ai giovani con il loro linguaggio, affidata ad uno dei creator più seguiti dai ragazzi, Andrea Lorenzon, che con un volantino ed un ironico cartone animato li invita ad aderire. Quest'anno si è deciso con i colleghi di modificare la campagna ed arrivare proprio a cercare i ragazzi in quello che era un po' la loro, diciamo, il luogo dove li possiamo trovare e creando ovviamente una campagna legata a uno youtuber trevigiano, Andrea Lorenzon, che si è prestato chiaramente proprio nell'analisi di come viene considerato anche il servizio civile, calandolo proprio all'interno del nostro territorio. 182 progetti nei settori ambiente, educazione, sociale, con 125 enti coinvolti tra comuni ed associazioni e sono già 220 nella Marca i giovani che hanno aderito. Il servizio civile garantisce anche una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici. Ci sono esempi di giovani che poi sono stati assunti dai comuni ed offre la possibilità di un'esperienza all'estero con l'Erasmus+. Anche perché il servizio civile, non dimentichiamo, ritornando all'obiezione alla nascita come obiettori di coscienza, deve comunque mantenere e deve essere veicolato all'interno di quei principi di pace e di difesa della libertà, che può essere difesa della libertà attraverso l'impegno sociale, nell'ambiente, nella parità di genere e in tutte le varie tematiche.